Presidente Serracchiani, possiamo dire Burlo, missione compiuta in questi 2 anni? C'è ancora tanto lavoro da fare, però non ho potuto oggi non ringraziare il direttore generale e tutta la sua squadra, perché è stato veramente un lavoro prezioso quello di questi 2 anni. Noi gli abbiamo affidato una missione, quello di aiutarci a ricollocare il Burlo all'interno di un protagonismo non solo regionale ma anche nazionale e internazionale, e devo dire che in questo senso la missione sicuramente è importante ed è compiuta, perché oggi ci permette di dire che abbiamo non solo riconquistato quello spazio ma consolidato preziose competenze all'interno del Burlo e la possibilità, questo sì, di farlo diventare centro di riferimento regionale, nazionale e internazionale. Avete affrontato anche il tema delle stabilizzazioni, lei ha detto che con la precarietà in sanità non si va avanti. No, credo che sia uno dei settori maggiormente precarizzati, credo che sia stata una scelta del passato, il blocco del turnover, i pochi concorsi, il cercare di tagliare cercando appunto di limitare il costo del personale. Credo che nella sanità questo non sia utile, non sia opportuno, non a caso noi abbiamo fatto un importante investimento proprio sul personale, 800 assunzioni tra assunzioni e stabilizzazioni. Non bastano, perché ancora molta è la strada che bisogna fare insieme, e una cosa che mi piacerebbe fare è poter dare risposte positive ad esempio a quei ricercatori che oggi si trovano senza un contratto e con il rischio di non avere un futuro. Insomma, mi auguro che anche il Parlamento e il Governo se ne facciano carico, come i presidenti di regione domani faranno in conferenza delle regioni.